o baludismo. Salute, hai domande anta o baludismo? E io Sciucco ti rispondiamo subito. Sciucco si è fatto una zinzalera per proteggersi dalle zinzale che danno baludismo in certi luoghi di un mondo. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. Si boppia o baludismo che si chiama di nu malaria quando una zinzala come questa ci bugne e che la sidene in ella parasiti come questi. So quelli che danno baludismo, sono presenti in luoghi dove il clima è caldo e umido. A zinzala ci indietta i parasiti pugnandoci. I parasiti si ne vanno in un fegato e si moltiplicano. Poi il fegato i gappia in un sangue qualche giorno o qualche mese dopo la pugnitura. I parasiti entrano dando in cellule di sangue, moltiplicandosi e vanno schiattare. Tanto ci sentiamo malati e ci viene un freddo addosso. Poi ci bia vreba che dura da 2 a 6 ore. E dopo ci mettiamo a suare. Dopo stancia, ma può ancora ricominciare. Un peggiorì. Subito che la GP una grisa, ci la chiama un dottore. Chi il baludismo può essere pericoloso, si deve trattare in furia. Per questo ci la pia medicina. Di regola, guarimo è. Per un questa malattia ci proteggiamo dalle zinzale che hanno, portando vestiti lunghi e un capello. E posto che se zinzale bungiano soprattutto a notte, dormiamo sotto una zinzalera e facciamo bene una sorta alla trecciata. Ecco, ora capisci meglio che è il baludismo.